Salvatore Meloni, Dottore Meloni, che anche oggi nuovamente ospite ai nostri microfoni. Vorrei partire in questa intervista, siccome abbiamo ricevuto alcune note, alcune comunicazioni che io ho ritenuto anche importanti. Prima di tutto, anche se è passato più di un mese, un'analisi: come vi è sembrato, come ti è sembrato il voto alle provinciali con il vostro partito Repubblica de Maluento? Per noi bene, perché in pratica noi non abbiamo speso manco un centesimo, non abbiamo avuto manifesti, non abbiamo avuto i programmi di informazione, non abbiamo avuto, salve quelli che abbiamo fatto qui su per TV, qualcuno su Terranova. Poi sul resto abbiamo avuto 2 passaggi su Videolina, quei passaggi sulla RAI che erano alle 9 del mattino. Per cui in pratica non c'era niente su cosa. Noi non abbiamo utilizzato né gli spazi elettorali dei comuni o tutte queste cose qua. Ma perché? Perché è stata fatta una scelta che era prettamente politica. I voti che dovevano essere dati a noi dovevano essere prettamente su quell'idea. Diciamo voti radicali, talebani se vogliamo usare un termine di moda adesso. Perché volevo dire, visto che il nostro programma parlava chiaramente di indipendenza statuale della Sardegna, cioè di sovranità, in pratica coloro che sapendolo o volendoci dare il voto lo davano su quell'idea, su quella posizione prettamente politica. Per cui non dobbiamo dimenticarci che noi abbiamo cominciato, io ho cominciato di nuovo appena fa 2 anni adesso a fare politica attiva, siamo riusciti a presentare le liste in 4 province, che è già un successo di per sé stesso. La gente non è andata a votare o è andata pochissimo, perché abbiamo visto proprio che i sardi sono rimasti a casa. Io l'avevo spiegato anche in un programma televisivo, le motivazioni che ritenevo su questo, per cui a noi ci va bene. Ma vi aspettavate qualche voto di più? Sì, aspettavamo qualche voto di più, ma ciò non ci interessa relativamente. E in particolare, per esempio, anche l'impossibilità che ho io di non poter essere candidato è un handicap non da poco. Perché? Perché io ho l'interdizione perpetua da parte dello Stato italiano, non potrei mai essere candidato. Ma non può essere cancellata con una dovrei mozione chiedere di grazia, insomma? Sì, dovrei chiedere la grazia all'Italia, ma stiamo scherzando. Cioè, quello si può sempre fare, ma se io dovessi farla io, mi diventa un po' pesante fare la grazia in forma personale su uno Stato che in pratica dice che è liberale, che è democratico o via di seguito, e mi ha tolto proprio il diritto politico. Diritto politico su cosa? Se dovessimo ritornare indietro con la moviola, i sardi dovrebbero sapere che sono stato condannato per cospirazione. Quindi per motivi politici? Esatto, prettamente motivi politici, per cui è una condanna che, se oggi dovessimo rifare il processo o meno, potrebbero essere stati altri reati di cui sono stato accusato e condannato, ma non sul fatto della cospirazione. È in base ed è contraria sia all'articolo 16 della Costituzione italiana, all'articolo 21 e tanti altri, 49, 51, 52, ce n'è a bizzeffe. Immagino che sia contraria anche alla dichiarazione dei diritti internazionali umani. Insomma. Certo, infatti sono quelli che io ho utilizzato fortemente proprio per quando ho decretato l'indipendenza di Maluento, che poi avevo talmente ragione che la prova di quello che avevo ragione è stata provata dalle dichiarazioni della Commissione e del Tribunale dell'Aia, quando ha detto che la dichiarazione unilaterale del Kosovo era perfettamente in regola, non aveva leso nessun diritto internazionale.